domanda generale, il film parla dell'importanza della verità. Qual è il vostro rapporto con la verità e quando è che secondo voi è giusto omettere? Quando è giusto? Omettere. Quasi mai, non vale mai la pena. La verità è di chi se la può permettere, sia di riceverla che di dirla. E credo che sia una cosa che dobbiamo risolvere presto nella nostra vita, perché è un po' il confine tra vivere e sopravvivere, quello di vivere in maniera autentica, di sopravvivere invece sulla base di cose un po' edulcorate, mezze verità, le bugie bianche, insomma è tutta roba che secondo me poi viene fuori. Quindi conviene risolversi da subito, e per quanto mi riguarda la verità è una necessità proprio. Io non ce la faccio, ho l'urgenza di essere autentica, con le conseguenze negative che spesso mi si sono ritorte contro. Vabbè, quello però, vabbè, chi ce ne pesci facciamo una Mariva, ragione. sti pesci via. Mi piacerebbe poter dire con la stessa serenità di Claudia che anch'io. Io sono stato un bugiardo, nel senso che ho usato la bugia come arma di difesa, di distrazione, così, però sono assolutamente d'accordo sull'importanza di raggiungere a un certo punto una pace per poterti permettere di dire la verità. Non ci sono ancora completamente riuscito, però sicuramente ne apprezzo tanto i risultati, perché oggi sono all'80% un uomo leale e onesto. Anch'io come Claudio, Bello quel 20. anch'io vorrei parlare Bello. come lei e dire no, invece a me la bugia è stata una necessità, molte purtroppo, perché ne ho sofferto tantissimo, e quando ero ragazzina o comunque ho imparato adesso ad essere autentica, ma ci sono arrivata perché mi sono nascosta tantissimo dietro a tante bugie, proprio per non ferire. Mi sono trovata in delle situazioni di ambiguità. Poi crescendo, ma ormai da un bel po', sono riuscita a dire, sai che c'è, ma questo è così e questo è così. E quindi ho imparato ad essere più autentica. Adesso diciamo Cinque, dai, un po' più di me. 85, anche 90% ci brava. sono riuscita, Brava. dai, adesso, ed è liberatorio, perché poi è vero che la bugia bianca salva, e la bugia un pochettino anche detta a fin di bene, insomma, è un po' per proteggere, però la verità è più... Ma prende- una volta detta la verità, te levi la lavatrice che c'hai sulle Esatto, spalle. il nero dentro. Ti liberi. L'immagine. È vera, potente. Ok, faccio una domanda a Claudia Pandolfi. Il tuo personaggio è ossessionato dal successo, diciamo. Lo vedi come un buono o un cattivo? È stato difficile interpretare un personaggio così spietato? Ma credo che sia uno dei personaggi più meravigliosamente negativi della mia vita. Non posso vederla come buona. La vedo fragile, in realtà la vedo sì, è fragile, quello. la vedo marcia, la vedo alla deriva. È una che ha sbagliato a investire su quelle cose lì. Si è costruita una carriera, ma l'ha fatto in maniera troppo, appunto, falsa, finta, edulcorata, filtrata, no? E tutto questo poi si vede appunto dietro le quinte. Dietro le quinte Marina dimostra di essere una donna sull'orlo, neanche, è dentro una crisi di nervi, perché le sta sfuggendo tutto di mano, però è molto potente in questo, molto subdola, perversa, e per questo è adorabile. È un'adorabile Ma perversa. qualunque tentativo Che di schifo. Davide ogni tanto, Claudia, magari qua lei lo guarda e ha detto no, lei è una stronza. È pessima, è pessima. È così liberatorio fare personaggi subdoli, no? Giusto. Ti sarebbe piaciuto Gerini mia? Invece no. Però pure la mia Carolina alla fine mi è piaciuta tanto. La nostra Margheritella Carolina. La nostra ingenua. No, sì, sì. Va bene, allora io vi saluto. Beh, Grazie grazie. mille, veramente.